Tragedia sfiorata la notte scorsa in via Quintino Sella, nei pressi di via Libertà a Palermo. Un ponteggio installato davanti alla sede dell'Istituto Case Popolari al Civico 18 è crollato abbattendosi su 5 auto posteggiate. Per fortuna nessun passante è rimasto ferito, i danni si sono limitati alle macchine. Secondo una prima ricostruzione, l'impalcatura che arrivava fino al secondo piano non era assicurata bene all'edificio. Un'ipotesi al vaglio della polizia che non esclude neanche quella di un'intimidazione. Nella notte infatti qualcuno avrebbe abbattuto il ponteggio per il rifacimento della facciata nella sede di via Quintino Sella. Si tratterebbe quindi della seconda intimidazione in pochi mesi, visto che lo scorso settembre era stata fatta esplodere una bomba carta proprio davanti al portone d'ingresso. Gli investigatori stanno infatti indagando, ma sulla dinamica non sembrerebbero esserci dubbi, visto che sono state trovate delle corde legate all'impalcatura e utilizzate per tirare giù la struttura metallica finita sopra le auto parcheggiate. Abbiamo sempre seguito la strada della legalità, aveva detto il commissario straordinario dello IACP Marcello Gualdani all'epoca del primo attentato, e continueremo a farlo. In via Quintino Sella i vigili del fuoco sono giunti solo stamattina, quando il custode dello stabile è arrivato per aprire gli uffici. Nella notte nessuno aveva dato l'allarme. I lavori di ristrutturazione della facciata erano cominciati 2 giorni fa. Gli uffici dello IACP, nonostante alcuni disagi, sono regolarmente aperti al pubblico.